Una buona giornata, ben trovati, eccoci in diretta, Focus TG in questo 10 agosto, San Lorenzo, c'è parecchia cronaca nel nostro telegiornale, nella nostra spazio informazioni di oggi, perché andremo tra non molto a Padova per il dolore che ha destato la morte in Val Zoldana in un incidente in sidecar di un 55enne di Conselve, ma anche naturalmente torneremo sulla tragedia di Crocetta del Montello, perché è stato dichiarato morto e c'è grande dolore naturalmente da parte della famiglia. Il bambino di 3 anni investito l'altra sera dopo aver giocato in un parco con i fratellini. La procura apre su questo un fascicolo, un'inchiesta con indagato il giovane automobilista che ha investito il piccolo. E ancora poi saremo al Balbi da Venezia con i primi dati della sperimentazione del nuovo numero unico europeo 116-117. Sentiremo naturalmente cosa ci dirà l'assessore Gerosa. E parleremo di siccità, naturalmente, va da sé, e purtroppo lo sapete, insieme al grande caldo, il tema di questi giorni. Noi partiamo però dagli aggiornamenti sulla morte del muratore 35enne che a Saonara è morto nel parcheggio di un supermercato. Nessuna evidenza di uso di sostanze alcoliche nel corpo dell'uomo, è quanto emerge dunque dai primi accertamenti. 6 le persone iscritte nel registro degli indagati per la morte e per l'omissione di soccorso nei confronti di questo giovane lavoratore moldavo. Nicu Terlecci, il muratore 35enne morto nel piazzale di un supermercato a Saonara, non avrebbe assunto sostanze alcoliche. Lo confermano i primi accertamenti eseguiti sul corpo del giovane moldavo al suo primo giorno di lavoro in Italia. Lo afferma con certezza dalla Moldavia anche la moglie Alina, che lo piange con la loro figlia piccola. Omissione di soccorso. Con questa accusa la procura di Padova ha iscritto nel registro degli indagati 6 persone, 4 uomini e 2 donne, tra gli altri anche l'impresario romeno per cui sembra stesse lavorando Nicu Terlecci, dei familiari di quest'ultimo e 2 dipendenti. L'ipotesi investigativa che sta prendendo forma è che il 35enne, che non aveva un regolare contratto di assunzione, stesse lavorando in un cantiere della ditta quando è stato colpito dal malore. La chiamata al 118 però non sarebbe partita subito e quando i sanitari lo hanno soccorso per il 35enne era troppo tardi. Sul fatto la procura di Padova sta cercando di fare piena chiarezza. Tra dubbi da fugare anche l'orario del malore, che potrebbe essere avvenuto nel periodo di stop previsto dall'ordinanza anticaldo della regione. A fianco della famiglia del muratore anche la CGIL di Padova, che per voce di Benedetto Truppa, segretario della Fillea, dichiara: siamo pronti a mettere i nostri legali a disposizione della famiglia, ci impegniamo a lavorare per fargli avere una quota della cassa edile. Ancora da Padova, 2 chili di chetamina nascosti in una scatola di cornflakes, è quanto scoperto dalla Guardia di Finanza, che ha arrestato 2 giovani padovani sorpresi a ritirare un pacco spedito dalla Germania. Il carico ad alto principio attivo avrebbe fruttato oltre 100.000 euro sul mercato nero. Tutto è partito da un controllo di routine presso una società di spedizioni. I finanzieri del gruppo di Padova hanno notato un pacco sospetto contenente, oltre a prodotti dolciari, una scatola di cornflakes. All'apertura, la scoperta 4 buste da 500 grammi ciascuna di sostanza in polvere, poi classificata dai laboratori di medicina legale come chetamina ad elevato principio attivo. 2 chili di droga, insomma, che avrebbero permesso di ricavare circa 4.300 dosi. Le Fiamme Gialle hanno atteso il ritiro del pacco direttamente presso il Corriere, dove si sono presentati 2 giovani padovani. Alla vista dei militari, i 2 si sono liberati del plico dandosi alla fuga, prima di essere bloccati e arrestati in flagranza per importazione illecita di sostanze stupefacenti. Uno dei 2 è stato inoltre denunciato per danneggiamento e resistenza aggravata a pubblico ufficiale per aver danneggiato un'auto di servizio e causato contusioni ai 2 militari.
Nella successiva perquisizione domiciliare, a carico di uno degli arrestati, sono stati trovati anche 15 pastiglie di ecstasy, 4,7 grammi di marijuana, 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. La Procura della Repubblica di Padova ha convalidato le perquisizioni e gli arresti e ha chiesto la misura cautelare in carcere per entrambi gli indagati. All'udienza di convalida è stata disposta la custodia cautelare in carcere per uno dei due giovani, già gravato da precedenti specifici per traffico di stupefacenti. Rimaniamo a Padova, andiamo a vedere l'home page del Gazzettino che dà conto di un'aggressione a colpi di catena davanti all'ingresso del Pride Village, operato d'urgenza, è caccia, vediamo se, eccolo qua, all'assalitore fuggito a piedi. Un altro grave episodio di violenza in città, se ne occupa, lo vedete anche dalla foto, la polizia di Stato che è sulle tracce di questo soggetto che si è dileguato poi dopo questa brutale aggressione, immaginiamo a colpi di catena la gravità naturalmente di quello che ha poi riportato la vittima. Vedremo se avremo aggiornamenti su questo nel corso della nostra diretta. Ci sono stati anche una serie di controlli stradali nel fine settimana, sempre a Padova e provincia, forze dell'ordine schierate per ridurre gli incidenti in città e nel territorio. Fine settimana di controlli da parte delle forze dell'ordine nel Padovano per prevenire gli incidenti, principale causa di morte tra i giovani. 57 i conducenti controllati nella notte tra sabato e domenica da parte della polizia di Padova. 2 conducenti, una donna della provincia di Venezia di 44 anni e un giovane padovano di 29 anni, sono risultati positivi all'etilometro. Sono stati quindi sanzionati dalla polizia stradale per entrambi dell'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi. Per un altro conducente, 20enne residente nel Vicentino, è invece scattata la denuncia all'autorità giudiziaria per guida in stato d'ebbrezza, essendo stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro. Per lui ritiro della patente da 6 mesi ad 1 anno. Controlli anche dei carabinieri lungo le strade della provincia. Venerdì notte sono state 41 le persone identificate, 36 i veicoli controllati, 4 le persone denunciate, 4 le patenti ritirate e 3 le persone segnalate al prefetto in qualità di assuntori di droga. 4 automobilisti sono stati denunciati in stato di libertà per guida in stato d'ebbrezza. Uno di loro aveva raggiunto anche il limite di 2,95 grammi su litro. Tutte e 4 le patenti sono state ritirate. Questi dunque gli esiti dei controlli. Rimaniamo purtroppo sulle strade perché il fine settimana ha, come vi avevo annunciato in apertura, fatto registrare l'ennesima vittima, in questo caso in Val Zoldana. È grande il dolore per la morte di Sebastiano Antico, 55enne, che ha perso la vita dopo essere uscito di strada col suo sidecar mentre faceva, come detto, ritorno dalla Val di Zoldo. Era originario di Conselve. Ci colleghiamo in diretta con Chiara Gaiani e Cristian Roque Allende per gli ultimi aggiornamenti su questo gravissimo fatto di cronaca che ha colpito il Padovano. Lina, buongiorno ai telespettatori. Sì, purtroppo un'ennesima tragedia che arriva dalle strade e piomba sulla comunità. Abbiamo cercato di capire se qualcuno avesse voglia così di raccontarci chi era Sebastiano Antico, e tutte le persone stanno davvero soffrendo. Un barista dove andava praticamente tutte le mattine ci ha detto: io proprio non ce la faccio. Con Cristian Roque Allende ci troviamo davanti al negozio, alla tabaccheria che gestisce la moglie di Sebastiano Antico. Erano insieme anche ieri pomeriggio. Il negozio da oggi sarebbe stato chiuso per ferie, probabilmente era la prima gita quella che stavano compiendo in montagna. Erano alle 7:30, aveva bevuto un caffè al solito bar, era arrivato lì con i suoi 3 cagnolini, affezionatissimo a questi cagnolini Sebastiano Antico. Poi la gita sulla via del rientro, purtroppo la tragedia, lo dicevi, in Val Zoldana. A un certo punto la moglie
che lo precedeva in auto si è accorta che dietro lui non c'era più, è tornata sui suoi passi e purtroppo ha visto il sidecar sul quale viaggiava Sebastiano Antico schiacciato addosso un muretto. Ogni tentativo è stato vano, l'esatta dinamica ora al vaglio della polizia stradale, ma qui a Conselve Sebastiano Antico lascia un grande vuoto. Era molto attivo nella comunità civile, era un volontario dell'Avis, lo conoscevano davvero tutti anche perché lui girava sempre appunto con questi 3 cagnolini che erano assieme a lui anche ieri pomeriggio. Allora io vi lascio al servizio che abbiamo preparato in redazione, poi ringrazio Cristian Rocheyende per la collaborazione tecnica, la linea può tornare allo studio. La libertà del viaggio, l'amore per la montagna, i suoi 3 inseparabili cagnolini nel sidecar. Aveva postato questo video sulla sua pagina Facebook proprio ieri pomeriggio. Sebastiano Antico, 55 anni, originario di Candiana, l'uomo viveva a Conselve. I santi di felicità prima della tragedia. Erano circa le 18 di domenica. Dopo una giornata trascorsa in Val di Zoldo, il motociclista stava scendendo lungo la strada provinciale 251 verso Longarone per poi raggiungere il Padovano. Davanti a lui, in auto, la moglie. È stata proprio lei ad accorgersi che il sidecar del marito non la seguiva più, a ripercorrere i suoi passi e a trovare il mezzo finito contro un muro fuori strada all'altezza della diga di Pontesei. Inutili disperati soccorsi. Sul posto, con i sanitari del 118 che hanno fatto alzare in volo l'elicottero, anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale. Illesi 3 cagnolini che viaggiavano nel carrozzino. Un uomo amato e stimato, Sebastiano Antico, in passato consigliere comunale di minoranza a Candiana, impegnato nel sociale, socio Avis. Il 55enne era consulente aziendale dopo essere stato dipendente di un'azienda tessile di Bovolenta. Grande la sua passione per la moto e per i suoi 3 cagnolini che lo hanno accompagnato anche nel suo ultimo viaggio. Grazie ai colleghi di Padova per questi aggiornamenti. Avete visto davvero una grande tragedia e poi anche impressionante questo video girato non molto tempo prima l'incidente. Andiamo a Bassano adesso perché c'è un altro grave fatto sulle strade. Ciclista esce di strada e batte violentemente la testa. Siamo sull'altopiano di Asiago, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bassano. Finisce fuori strada in sella alla sua bicicletta battendo violentemente la testa e finendo in ospedale con un trauma cranico. È la ricostruzione della rovinosa caduta di un turista vicentino di 40 anni che mentre scendeva lungo via Caberlaba ad Asiago ha perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa all'altezza dell'albergo Miramonti. Il ciclista, privo di conoscenza, è stato soccorso dai sanitari arrivati sul posto con un'autoambulanza. Una volta immobilizzato è stato trasportato all'ospedale di Bassano dove è tuttora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di neurologia. Intervenuta sul posto anche la polizia locale per tutti i rilievi del caso. Secondo i primi accertamenti, il 40enne era intento a correre a forte velocità quando sarebbe uscito autonomamente dalla carreggiata. Non si esclude l'ipotesi che abbia cercato di evitare un'auto. Saranno ora gli accertamenti degli agenti a chiarire ogni dubbio. E naturalmente tiene banco questa settimana, torneremo alla cronaca tra pochissimo, il tema siccità e soprattutto quello dello spettro del razionamento dell'acqua per le colture, innanzitutto perché i consorzi di bonifica si sono già espressi su questo. Allora andiamo in diretta con la nostra Nancy Galdi da Bassano del Grappa per parlare proprio di questo e sentire quali sono le decisioni prese dal consorzio Brenta nella fattispecie per i prossimi giorni. Nancy, a te, buongiorno. Sì, buongiorno Lina e buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta da Tezze sul Brenta. Emergenza siccità, il tema è sempre questo, sappiamo bene quanto il territorio stia soffrendo con questo caldo e con la mancanza di pioggia, l'acqua scarseggia e le condizioni del fiume Brenta sono sempre più critiche. Adesso ci spiega bene cosa sta succedendo Martino Ceranto, la presidente del consorzio di bonifica Brenta. Ecco, secondo le previsioni le dighe dovevano chiudere proprio ieri, ma per fortuna i tempi si sono un po' allungati.
Sì, diciamo che a seguito della scarsità d'acqua abbiamo intensificato le turnazioni, rese ancora più stringenti, per cui siamo riusciti a risparmiare ancora un po' di acqua e proseguiamo ancora per alcuni giorni prima di effettivamente avere terminata la nostra disponibilità. Ci auguriamo che riusciamo ad andare avanti quasi una settimana continuando con le restrizioni forti che abbiamo messo in atto questi giorni. Questo anche grazie alle piogge in montagna. Sì, assolutamente sì, le piogge della settimana scorsa in montagna hanno rimpinguato un po' il lago del Corlo e di conseguenza ci permettono di attingere un po' di più di acqua. Oggi è il 10 agosto, quali sono le condizioni del fiume Brenta? Ma è veramente critica perché effettivamente a Tese non si vede acqua e di conseguenza è un po' in difficoltà. Teniamo presente che per venire incontro anche alle esigenze del mondo agricolo la Regione ha dato una deroga per il minimo di flusso vitale diminuendolo e quell'acqua noi l'abbiamo recuperata per distribuirla nel territorio. Anche questo ci permette di risparmiare un po' di acqua dello svaso della diga del Corlo. Previsioni per il futuro? Previsioni, speriamo che la settimana prossima arrivi qualche pioggia, di conseguenza si va a migliorare. Teniamo presente che comunque le culture di primo raccolto si stanno portando in azienda, di conseguenza siamo arrivati a termine e tutto sommato, devo dire, messo in atto tutte le restrizioni, abbiamo potuto anche fare delle coltivazioni, a diversità di altre aree invece che sono molto più in difficoltà di noi. Grazie a Martino Ceranto. La linea per il momento qui da Tezze sarebbe tutto, se non ci sono domande restituisco la linea allo studio. Grazie ai colleghi di Bassano del Grappa, grazie all'ospite naturalmente. Noi restiamo sul tema siccità, sappiamo che questa ondata di calore ci accompagnerà almeno per tutta questa settimana. Disagio fisico che sarà ancora intenso, specialmente secondo le previsioni in fascia pedemontana, in pianura e sulla costa e in graduale aumento. Sulla base di queste previsioni sappiamo che per queste ore è stata confermata dalla Protezione Civile regionale l'allerta gialla per ondate di calore su tutto il territorio. Intanto le alte temperature e la mancanza di irrigazione, lo abbiamo ben sentito, rischiano di avere un impatto dunque devastante sull'agricoltura e facciamo un focus sulla provincia di Treviso. Oggi tutti i bacini idrografici del Veneto sono in una situazione di crisi, così tanto quanto il Po Adige, il Piave, il Brenta, il Livenza. Diciamo che siamo in una situazione molto grave. La poca acqua a disposizione e le altissime temperature che stanno segnando quest'estate 2026 rendono ormai da diverse settimane l'attività dei consorzi di bonifica particolarmente complicata. Stanno lavorando giorno, e notte con quelle che sono le poche portate che oggi sono concesse di derivazione per cercare di dare sollievo a quelle che è appunto l'irrigazione e la produzione agricola. Quello che notiamo è una situazione di difficoltà, ci sono alcuni consorzi che hanno dovuto sospendere quella che è proprio l'irrigazione, quindi con impatti devastanti sulle culture. Tutti i secondi raccolti, gli alberi da frutto come pesche, kiwi e mele e ancora alcuni vigneti e naturalmente il riso stanno vivendo una fase emergenziale. La mancanza di irrigazione e il gran caldo hanno messo in sofferenza alcune colture ancora prima di arrivare al raccolto. Le associazioni di categoria agricole tutte dovranno fare lo sforzo di richiedere lo stato di emergenza perché è necessario trovare il modo di ristorare quantomeno gli agricoltori rispetto alle perdite. Ad assorbire con minori contraccolpi questa emergenza quei consorzi che hanno investito su nuove infrastrutture. I consorzi che hanno avuto la fortuna o hanno avuto la capacità di intercettare finanziamenti e quindi di infrastrutturare di più il territorio con nuovi impianti che utilizzano meno portata, meno acqua, hanno la capacità di essere molto più resilienti. Di fronte ai cambiamenti climatici e ad una situazione che non si dovrà più chiamare d'emergenza ma oramai strutturale, sono necessari interventi immediati da parte delle istituzioni. Ci sono necessarie risorse per infrastrutturare il territorio, per fare in modo di avere nuovi impianti che utilizzano meno acqua, ma anche grande possibilità di invasare e trattenerla quando l'acqua c'è.
Purtroppo il Veneto ha un dato negativo, non riusciamo a trattenere solo il 4% dell'acqua piovana, mentre dovremmo fare molto di più proprio per superare emergenze e periodi di crisi come quella che stiamo vivendo oggi. E l'assessore regionale Dario Bond, ieri presenziando al convegno viticolo di San Biagio di Callalta, ha parlato di situazione molto critica e rilanciato la proposta di mini invasi, ma bisogna investire e subito, dice. Dobbiamo quindi arrivare a creare e a pensare a una serie di investimenti. Lo possiamo fare perché adesso c'è la dichiarazione di stato di emergenza e quindi abbiamo un'attività commissariale, quindi possiamo andare a fare dei piccoli micro invasi utili alle aziende sia in montagna che in pianura. Dobbiamo però cominciare a farli. Abbiamo bisogno di finanziamenti, sì. Io faccio un appello anche al Presidente Stefani perché fra poco chiederò a lui una grossa cifra che verrà messa assieme anche a una grossa risorsa che a livello governativo verrà data per la siccità, perché si è capito che la siccità non è solo siciliana o campana o calabrese, ma è anche del nord. Però bisogna in qualche maniera remare tutti dalla stessa parte. La siccità estrema, il cuneo salino che risale, l'arsura che devasta colture ma che costringe anche umani e animali a sacrifici che non erano previsti. L'assessore regionale Dario Bond, intervenuto al convegno viticolo di San Biagio di Callalta, è convinto che non ci sia più tempo da perdere e si debba ragionare sui microinvasi, recuperando e in fretta l'esistente. Non possiamo girarci attorno, non possiamo sperare che l'anno prossimo sia un anno diverso, che ci sia dell'acqua. Dobbiamo immagazzinare l'acqua nel rispetto dei cittadini, facendo non grandissimi invasi ma micro invasi sia in pianura che praticamente che in montagna e in collina. Attenzione, per dirvene una così buttata lì, il Grappa, che sta soffrendo tantissimo in termini di maghe, ha censiti una serie di piccoli invasi ancora della Grande Guerra che sono lasciati lì e non sono utilizzabili. La domanda che mi pongo, ma perché non li possiamo utilizzare? Addirittura riusciamo a utilizzarli senza anche toccare la terra, basta impermeabilizzare. Allora tiriamoci sulle maniche, tiriamo fuori un po' di schiei e cerchiamo praticamente almeno di dare un segnale a questa terra che è arsa e che è in difficoltà. Un convegno che è sempre un punto di riferimento per agricoltori e cittadini e che ha raccontato anche di come il settore si stia muovendo sotto il profilo tecnologico con droni e satelliti per individuare le piante che hanno maggiormente bisogno di idratazione o trattamenti e di quanto sia in sofferenza il settore del vino, soprattutto quello rosso, mentre il brand Prosecco veleggia senza quasi avversari nel mondo, ma per questo merita ancora maggior tutela e controllo. Crediamo sempre che se da un lato l'agricoltura sta innovando molto, dall'altro lato anche gli agricoltori debbano essere disposti ad accogliere questa innovazione e anche a metterla in campo nei propri territori. Questo a salvaguardia dell'ambiente di tutti, un ambiente prezioso che oggi sempre di più dobbiamo riuscire a preservare. E dunque parliamo di siccità, ma poi arriverà ben presto il momento in cui ci sarà da parlare invece di interventi contro il dissesto idrogeologico e contro gli allagamenti. Si torna a parlare di casse di espansione sul Piave, a Ciano del Montello. I sindaci conoscono ora lo studio di fattibilità sul quale si basa il progetto definitivo dell'opera, con la sindaca Marianella Tormena che dice è ancora più devastante di quanto si pensasse. Una situazione che non credo di dire sbagliato, è devastante, è veramente devastante per questo territorio. Da qualche settimana i sindaci del Medio Piave sono a conoscenza dello studio di fattibilità del progetto per la messa in sicurezza del fiume attraverso la realizzazione delle casse di espansione sulle grave di Ciano di Crocetta del Montello, e mentre il commissario straordinario dell'autorità di bacino delle Alpi Orientali Marina Colaizzi sta procedendo con la progettazione definitiva, sul territorio cresce la preoccupazione. Per quanto possiamo vedere noi, avrà impatti ciclopici su un territorio molto vasto, perché prenderà non solo le grave di Ciano ma anche un contesto che va da Segusino a Sernaglia,
tutto per fermare 100 milioni di metri cubi. Intanto il primo stralcio sarebbero le casse di Ciano per un 30-40 milioni di metri cubi. Il fronte dei sindaci contrari all'opera è compatto e sta cercando il modo migliore per intervenire sulla progettualità e sulla gestione, mirando a coinvolgere la popolazione. Avendo lo studio di fattibilità e un definitivo che si basa su quello, non si può fare altro, far capire a un territorio cosa sta succedendo, cosa significa avere qua 100 milioni di metri cubi di acqua ferma con 1,90 miliardi di euro di previsione di spesa. Mi chiedo quante manutenzioni al Piave, quanti interventi potrebbero essere fatti dove ci sono oggettivamente le criticità con una montagna di soldi del genere. 100 milioni di metri cubi. Forse è proprio un paradosso, forse è uno scherzo del destino. Erano i milioni del Vajont. Noi non ci spostiamo di territorio, restiamo a Crocetta del Montello perché torniamo sulla tragedia del bimbo investito dopo essere stato al parco giochi con i fratellini l'altra sera con le condizioni del piccolo apparse immediatamente gravissime, alcuni giorni all'ospedale di Padova, poi è stato dichiarato il decesso del piccolo, famiglia di origini magrebine che era qui in visita dei parenti, ai nonni in particolare. Ora la procura aprirà un'inchiesta per omicidio stradale indagando l'automobilista alla guida del veicolo che ha travolto il bambino. Ci dice tutto la nostra Daniela Sizzia, tornata a Crocetta insieme a Simone Merlo. Daniela. Buongiorno Lina e buongiorno anche telespettatori. Sì, siamo stati pochi minuti fa proprio a casa dei nonni, degli zii del piccolo Yaya di 3 anni. I genitori sono chiusi in un dolore straziante, le urla della mamma che non riesce ovviamente a darsi pace per questa tragedia. Abbiamo parlato qualche istante con lo zio, il fratello della mamma, lo zio del piccolo, che ci ha detto abbiamo bisogno di qualche giorno per riuscire a capire quello che è accaduto, ma abbiamo anche bisogno di ricostruire questa tragedia. Noi crediamo, ci ha detto lo zio, nella giustizia italiana, crediamo che verrà fatta pienamente luce su quanto è accaduto qui quel tragico giorno. Noi siamo proprio nel luogo dell'incidente, Lina, e sono ancora davvero evidenti i segni della frenata della macchina che purtroppo poi ha travolto il bimbo. La ricostruzione dei genitori è quella che loro avevano attraversato la strada, poi il rombo della macchina, il bimbo era amante delle macchine, dei rombi, dei motori, quindi lui ha sentito il rombo della macchina e è riuscito a divincolarsi dalla presa dei genitori, e da quello che ci dicono i genitori è tornato indietro proprio nel momento in cui stava passando l'auto. Loro dicono a velocità sostenuta, ma ovviamente saranno ora le forze dell'ordine a ricostruire quanto è accaduto. Stavano giocando, avevano giocato qui proprio in questo parchetto insieme ai fratelli, poi stavano tornando a casa proprio dalla parte opposta di dove siamo noi, perché c'è la strada ciclopedonabile, quindi potevano camminare in sicurezza, e avevamo già attraversato la strada quando il bimbo è tornato indietro. Abbiamo sentito anche una signora che abita proprio qua di fronte che ha sentito l'impatto violentissimo, diceva pensavo che addirittura fosse un'altra macchina che era uscita dalla strada che era andata ad urtare un'altra vettura invece, e poi siamo usciti, abbiamo visto il piccolo a terra allo strazio ovviamente dei genitori. Ieri è venuto qui di nuovo il papà sul luogo della tragedia per purtroppo rivedere questo posto. Non riescono, ripeto, a darsi pace. Siamo andati lì, erano chiusi in un dolore, si sentivano proprio le urla della mamma e del papà. Loro erano venuti qua qui a Crocetta del Montello perché vivono gli nonni, gli zii, e insieme il giorno dopo quel tragico mercoledì dovevano partire tutti insieme per andare in Marocco, per andare nel loro paese d'origine. Ora ovviamente
ovviamente non faranno più niente, stanno aspettando tutto il rito, l'autopsia e poi la possibilità di riavere il piccolo Iaia per riportarlo a casa in provincia di Piacenza e poter dare l'ultimo saluto al piccolo, quindi sono ancora qui a Crocetta del Montello e rimarranno, hanno detto qua, finché non potranno riportarsi a casa il bambino. E qui ovviamente l'INA nella zona fanno fatica a parlare, hanno ancora negli occhi quella scena terribile del piccolo a terra. Tutti speravano che potesse farcela il bambino ricoverato a Padova, quando purtroppo tutte le speranze sono finite sabato sera. Noi abbiamo parlato anche con l'infermiera che per prima era accorsa qui, aveva con le manovre di rianimazione aveva tentato di strappare il piccolo Iaia alla morte. Vi lascio ora con le sue parole, con la ricostruzione di quanto è accaduto. E come dicevi te, Elina, fra l'altro è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale e ora si dovrà attendere proprio tutto il rituale, l'esito dell'autopsia, ma anche poi ci sarà probabilmente anche un esame cinematico per ricostruire questo incidente. Vi lascio dunque al servizio e poi vi restituisco la linea. Il tempismo di poter intervenire con la rianimazione cardiopolmonare ha sicuramente contribuito a mantenere alcuni parametri vitali fondamentali. È chiaro che sì, la situazione comunque era critica sin dall'inizio. Monica Bronca, infermiera al pronto soccorso di Montebelluna, era stata tra i primi a soccorrere il piccolo Yahya Mohammadi. Era stata lei a praticare le manovre di rianimazione facendo ripartire il cuoricino del bimbo di 3 anni. Il giorno dopo l'incidente raccontava così la tempestività dell'intervento che aveva fatto sperare, nonostante le condizioni di Yahya fossero apparse sin da subito molto gravi. Quelle speranze finite la serata di sabato all'ospedale di Padova, dove il bambino era stato trasportato. Qui è stata dichiarata la morte cerebrale. Una tragedia che unisce 2 comunità, quella di Croceto del Montello e di Cortemaggiore in provincia di Piacenza, dove la famiglia di origine marocchine vive. In questi giorni Yahya con i suoi genitori si trovava in Veneto in visita ad alcuni parenti. Mercoledì, insieme alla mamma e alla sorellina, stava uscendo dal parco tra via Boschieri e via Belvedere a Ciano quando si è consumata la tragedia. Secondo quanto ricostruito, il piccolo sarebbe sfuggito alla mano della mamma attraversando la strada e venendo investito da un'auto che non ha potuto evitare l'impatto. Un istante, una tremenda fatalità. Il bimbo è stato subito soccorso e rianimato da Monica Bronca, poi è ritrasportato all'ospedale di Padova nel reparto di terapia intensiva del Policlinico Pediatrico. Per 3 giorni il piccolo ha lottato fino alle 22 di sabato, quando è stata dichiarata la morte cerebrale. Il conducente della vettura, che si era immediatamente fermato, il risultato negativo all'alcol test sarà ora iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. La notizia della morte di Yahya è presto arrivata a Cortemaggiore, dove il bambino viveva con i genitori e i fratelli. Sulla pagina Facebook del comune piacentino il cordoglio. Sindaco e amministrazione comunale, profondamente addolorati per quanto accaduto, rivolgono alla famiglia Mohammadi, anche a nome di tutta la comunità, le più sentite condoglianze e sincera vicinanza per la scomparsa del piccolo Yahya. Non esistono parole che possano far trovare consolazione ad una mamma e ad un papà di fronte alla perdita del figlio. È una tragedia che non sarebbe mai dovuta accadere. Ciao Yahya, il tuo ricordo è con noi, si legge nel post. Lo stesso dolore che accomuna Cortemaggiore a Crocetta del Montello, con le parole della sindaca Marianella Tormena. Ai parenti va tutto il cordoglio da parte mia, di tutta l'amministrazione e di tutto il paese. Sono cose che non dovrebbero accadere. Questa dunque è la ricostruzione di quel che è successo e ora vedremo gli esiti da parte della Procura della Repubblica naturalmente. Una notizia che arriva dal Trevigiano ancora con l'incubo vissuto l'altra sera a Gabice Mare da un 21enne trevigiano picchiato e rapinato da un gruppo di 10 persone. Lo sfogo della mamma sui social: me l'hanno massacrato.
Un bambino di 5 anni è rimasto ferito in modo serio dopo essere caduto da un'altezza di circa 3 metri. L'incidente domestico è avvenuto nella tarda serata di domenica 9 agosto a Enemonzo in via Borta 19. Il piccolo ha forse approfittato di un momento di distrazione dei genitori per sporgersi da una finestra. Dopo qualche istante però ha perso l'equilibrio ed è caduto ferendosi. Sul luogo dell'incidente sono accorsi i carabinieri di Ampezzo, l'ambulanza e l'elicottero regionale del soccorso 118. Preso in carico dai sanitari, il bimbo è stato elitrasportato all'ospedale di Udine, dove nelle ore successive è stato sottoposto a numerosi accertamenti. Le sue condizioni sono giudicate serie, ma non è in pericolo di vita. Questo servizio naturalmente si riferiva a un altro incidente che ha avuto come protagonista un bambino di 5 anni, in questo caso della provincia di Udine e Nemonzo. Avete sentito, purtroppo è un'estate questa funestata da gravi incidenti che riguardano i più piccoli. Adesso allora andiamo al servizio relativo al pestaggio di un ragazzo di 21 anni. Siamo a Gabicce Mare con lo sfogo social della mamma. Mio figlio stanotte è stato accerchiato e rapinato da un gruppo di 10 persone. Gli hanno preso anche la maglietta che indossava. Adesso è in ospedale a Riccione, dovrà essere operato alla mandibola. Me l'hanno massacrato. Inizia così il post di una mamma trevigiana su una pagina Facebook di Riccione. Poche righe per dire grazie a quella donna, un'altra madre come lei, che nella notte ha portato al figlio in ospedale una maglietta. Volevo giusto dire questo, sperando che il messaggio possa arrivare alla persona. Volevo ringraziare con tutto il mio cuore, la mia anima, quella mamma. Grazie chiunque lei sia. Il 21enne, che stava facendo la stagione lungo la riviera romagnola, lavorando in uno dei tanti locali di Gabicce Mare, stava passeggiando sabato sera quando è stato accerchiato da un gruppo di ragazzi, prima qualche spintone, poi la violenza con un pugno che lo ha raggiunto al volto, provocandogli la frattura della mandibola. Tutto per rapinarlo, sfilandogli persino la maglietta che indossava in quel momento. Sulla vicenda indagano ora i carabinieri. Mi rifiuto di cedere all'odio che mi scoppia dentro, lo sfogo di questa mamma che aspetta solo di riabbracciare il figlio. Questo dunque è il fatto denunciato da questa mamma nel servizio di Francesca Bozza. Ora apriamo la pagina, sempre purtroppo piuttosto corposa, e non solo in questo periodo estivo, in generale lo sappiamo bene, dei furti. Ennesimo colpo alle piscine comunali di Viale Ferrarin. Siamo a Vicenza, si introducono di notte, mettono la struttura a soqquadro e scappano con il bottino. I danni sono ancora da quantificare. Per noi sul posto Daniele Garbini e Simone Squarcina insieme a Francesco Cavaggioni. Piscine comunali Viale Ferrarina a Vicenza è un punto importante per l'estate, riferimento per chi rimane in città, ma lo è anche per i ladri, i vandali e quant'altro. Adesso ci racconterà tutto Francesco Cavaggioni, amministratore delegato della società che gestisce questo ambiente, che per la terza volta consecutiva nel giro di un mese si è trovato che cosa? Cosa è successo? È successo che purtroppo sono stato chiamato di notte, la notte tra sabato e domenica, che avevano creato una serie di danni. C'è sì un aspetto economico, ma c'è soprattutto un aspetto di danni anche proprio che ci ha toccato dal vivo, perché è una cosa gratuita, una cosa solo per creare disagi, solo per creare così. E questo è stato l'aspetto brutto, negativo. Ecco, tanto per riassumere i fatti, sembrano che abbiano forzato una di queste porte antipanico, siano entrati, abbiano rovistato in cerca di soldi, ma anche di oggetti, perché hanno svaligiato lo shop di costumi e ciabatte che era interno, hanno poi dedicato la loro attenzione negli uffici amministrativi, hanno anche per il gusto, sembra proprio inutile di rovistare e rovesciare dei frigoriferi con il mangiare, con quello che era contenuto all'interno, e lasciato volutamente proprio lungo i corridoi. Ecco, questa è proprio la cosa che fa ancora più male, che non era ancora successo. Esatto. Soprattutto, come dicevo, l'aspetto vandalico, perché sì, ci sta che tutto costa, che il danno c'è, anche relativamente consistente, però proprio il vandalismo gratuito che è stato usato in tutti e tre gli interventi, in tutti e tre i momenti che ci sono entrati, così, atti vandalici. Diciamo che l'aspetto negativo è stato questo degli atti vandalici. L'aspetto positivo è stato che
la notte tra sabato e domenica molte persone qui si sono rese disponibili a mettere a posto il più possibile, avevano anche fatto un'incursione nella piscina esterna, quindi stiamo parlando di una domenica di agosto importante, e hanno risistemato tutto in tempi brevi, e veramente persone che dal punto di vista umano, se posso definire una famiglia, ecco, ci siamo uniti e ci siamo dati da fare. Ecco, questa è la consolazione, ovviamente è comprensibile, resta che orientativamente adesso dalla prima stima sembrano sia intorno ai 15.000 euro il danno complessivo, ma non resta solo il danno economico, è anche sapere che questa struttura insomma, è in balia. Voi avevate anche dei vandali, di questi criminali, insomma, o buontemponi o una baby gang, insomma non niente escluso, è proprio su questo. Mancano le telecamere, ecco, c'è questo che in qualche modo forse lascia il senso di impunità. Che cosa chiedete in questo momento? Sì, allora? Ecco, che magari anche così che anche l'amministrazione comunale, stiamo parlando di un impianto che è a servizio del pubblico, gestito sì da una società, però che mettiamo a disposizione del pubblico, così che ci fosse questo tipo di accortezza, di aiuto, proprio per aiutarci a che questi episodi non continuino a verificarsi. Ecco, questo è un po' l'aspetto così che noi si chiede che ci possa essere questo aiuto, ecco, diciamo. Questa è la situazione dunque alle piscine, lo avete sentito, i ladri non si fermano proprio davanti a nulla. Più tardi torneremo sul tema dei furti, ma adesso dovremo avere in collegamento telefonico la nostra Tiziana Bolognani, perché si stanno ripetendo i crolli, le scariche di materiale roccioso sul Monte Pelmo, situazione che viene costantemente monitorata, segno probabilmente di un disagio che anche le Dolomiti vivono con il gran caldo, l'aumento delle temperature di questi anni. Tiziana, buongiorno. Sì, Lina, buongiorno, è proprio così, o almeno questa è una delle ipotesi più probabili. Anche ieri un nuovo boato con una nube di polvere ha richiamato l'attenzione di chi si trovava nelle vallate ai piedi del Pelmo, vicino al rifugio città di Fiume. Sono stati 2 i distacchi di materiale roccioso e, secondo quanto ricostruito sul posto, si sono verificati a distanza di una quindicina di minuti l'uno dall'altro e hanno interessato il versante della montagna compreso tra il Passo di Staulanza e Forcella Valdarcia, ed è una zona che in passato ha già fatto registrare crolli importanti. Fortunatamente le prime verifiche non hanno evidenziato persone coinvolte, il soccorso alpino della Valfiorentina ha effettuato i controlli nell'area del distacco, mentre la zona è stata anche monitorata dall'alto. La sequenza di ieri arriva dopo altri episodi registrati nelle scorse settimane sul Pelmo, l'ultima in ordine di tempo sabato scorso, e l'avevamo documentata nel telegiornale, tanto da riportare in primo piano il tema della sicurezza alla base delle grandi pareti dolomitiche. Il Pelmo, che noi tutti conosciamo come il Caregon del Padre Eterno per la sua conformazione geologica, è una montagna fragile, particolarmente esposta ai fenomeni di disgregazione della roccia, e proprio come si diceva il caldo di queste settimane viene indicato dagli esperti come uno degli elementi che possono favorire l'instabilità delle pareti. Perché? Perché oltre i 2.800 e i 3.000 metri lo scioglimento del permafrost può infatti indebolire la roccia e favorire nuovi distacchi. Il precedente più drammatico resta quello del 30 agosto 2011, quando proprio sul Monte Pelmo una grande frana travolse e uccise i 2 soccorritori del soccorso alpino bellunese, Alberto Bonafede e Aldo Giustina, che erano impegnati nel recupero di 2 alpinisti infortunati. E quindi il Pelmo che torna sotto osservazione, il fenomeno al momento non ha provocato feriti, ma la successione ravvicinata dei distacchi conferma quanto sia importante in questa fase mantenere alta l'attenzione, soprattutto nelle aree alla base delle pareti più esposte. E proprio oggi il sindaco di Borca di Cadore è in attesa
di avere la relazione tecnica, che non è ancora pronta, per decidere se interdire o meno l'accesso ai sentieri sottostanti alla zona del crollo. Ad ogni buon conto gli escursionisti sappiano che è consigliato, perlomeno in queste giornate calde, di evitare di percorrere il sentiero che sta proprio a ridosso della parete che sta franando ed evidentemente anche di tenersi alla larga dai sentieri nelle adiacenze o quelli sottostanti. Da Belluno è tutto, vi aggiorniamo ancora questa sera nel telegiornale. Ti restituisco la linea. Grazie Tiziana Bolognani da Belluno. Avete visto anche le immagini di quello che sta accadendo sulle nostre montagne, che peraltro sono prese d'assalto. Abbiamo fatto un servizio proprio nei giorni scorsi, anche questo fine settimana, poi questa settimana di Ferragosto necessariamente dai turisti. Noi ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, restate con noi. Di nuovo in diretta Focus TG, bentrovati. Dicevamo di furti, abbiamo visto il blitz alle piscine di Vicenza e adesso andiamo a vedere quello che è successo l'altra sera a Preganziol nella Marca Trevigiana, con una serata di colpi tra via Bassa e via Dosson. Ladri che a volto coperto hanno tentato di entrare in varie abitazioni prima di essere messi in fuga da un residente e poi dall'arrivo dei carabinieri. Sono entrati, hanno preso, aveva aperto il comò, avevano 2 scatole che io non metto bottoni, mai ne oro, niente. E hanno preso là, ha visto che non c'era niente, ha aperto tutti gli armadi, tutti i cassetti di mio marito del comodino, e hanno preso la borsa del Louis Vuitton, quella il borsone grande, perché ne ho delle altre, ma sono qua in entrata, che io chiudo sempre le porte, perché so che da quella parte loro entrano sempre. Erano circa le 22:30 quando i ladri hanno fatto visita per la terza volta in questa villetta di via Bassa tra Frescada e Preganziol, una lunga via residenziale che di fronte a dei campi nei quali poi i malviventi si sarebbero nascosti per sfuggire ad un residente che li ha inseguiti e ai carabinieri che sono arrivati subito dopo il colpo. Tutti giovani, a volto coperto, forse in 3 o in 4, avrebbero rubato una scala in un cortile in una casa all'inizio della via, per poi intrufolarsi nelle varie villette. In una casa non abitata avrebbero rubato dei materiali di valore, in altre bisognerà attendere il rientro dei proprietari dalle ferie per capire l'entità del danno. In questa casa invece sarebbero passati da dietro, saltando dalla rete e appoggiandosi all'albero, salendo poi al primo piano. Il marito e il figlio della signora, rientrando dalla serata fuori, li hanno visti, ma non hanno fatto in tempo a prenderli, pur tentando l'inseguimento. Mio marito è andato su, hai capito? E su quello, e mio figlio, come è arrivato mio marito, loro hanno fatto il salto della ringhiera del recinto là. E come mio figlio li ha visti, ha detto, ladri, ha cominciato a correre, loro correvano ancora di più, lui era scalzo, mio figlio è appena arrivato. Ora che si mette le scarpe, che chiamano al 112, e dopo ha preso anche la macchina, ma allora 2 ragazzi sono partiti di là. Dopo mio figlio ha preso la macchina, andiamo a vedere, è anche andato di là, anche ieri mattina, a vedere se ha mollato la borsa di là, ma non ho trovato niente. La signora racconta che era rimasta al piano di sopra fino a pochi momenti prima dell'ingresso dei ladri. La sensazione dunque è quella di essere spiati e tenuti sotto controllo, non certo una bella sensazione. Questo dunque il racconto e l'altro giorno, sabato, vi avevamo raccontato di un altro episodio perché i ladri davvero non si fermano davanti a nulla e in quel di Cadoneghe hanno approfittato delle finestre e delle porte lasciate aperte per il caldo da il signor Stefano Fantin, che ci ha raccontato quello che poi si è ritrovato in casa dopo, ai noi, la visita dei malviventi. Le notti tropicali che questa torrida estate ci sta dando costringono in molti a dormire con le finestre aperte. Il signor Stefano Fantin, residente a Cadoneghe, nel Padovano, ha lasciato la porta d'ingresso aperta per permettere un po' di circolo d'aria e i ladri ne hanno approfittato. Sono addormentato su una stanza
qui a fianco. Ho dormito fino a mezzanotte e mezza e poi ho detto mi alzo, vado in bagno e apro un po' che passa l'aria. Sono andato su in camera e in camera ho trovato un po' di confusione, hanno messo le mani un po' su qualche cassetto e hanno aperto un portagioie dove c'era l'unica cosa che c'era la fede nuziale e quella hanno portato via. Ladri senza scrupoli che però sono scappati velocemente. Probabilmente li ho interrotti nel loro tra virgolette lavoro e sono andati via, sono scesi, hanno preso questo marsupio qua, l'hanno vuotato qua fuori e sono andati via e non hanno fatto nient'altro. A far compagnia al signor Stefano c'è il fedele cane Aaron, un Rottweiler di più di 50 kg. Non quella sera però, perché il figlio l'aveva portato da lui. Quella sera probabilmente mi hanno tenuto controllato e hanno visto che non c'era e sono venuti per quello, perché sicuramente se lo vedi con la bocca aperta non ci vai tanto vicino. Dormirà con le finestre chiuse? O... No. Adesso ho il cane, perché quella sera non avevo il cane perché ho un Rottweiler. Era andato mio figlio è venuto a prendere, ho detto qualche sera se lo porta a casa, che sta in compagnia anche con loro perché è stato tanti anni assieme, e adesso ho detto no, finché è caldo te lo tieni qua, che allora lui dorme davanti alla porta, allora prima di entrare ci pensano due volte. Anche se il signor Stefano cerca di affrontare con positività la situazione, resta l'amarezza di essere stato vittima dei predoni. Quando entrano in casa tua ci stai sempre male. Quando arrivano persone non invitate è ovvio che non è per niente piacevole. Questo è il racconto, lo avete sentito, del signor Stefano. Da Padova arriva una notizia che ci dà ragione purtroppo che non c'è davvero un limite alla situazione relativa ai furti, perché la Polizia di Stato è intervenuta per un tentativo di furto in abitazione in zona Palestro, dove due minori pensati di 10 e 11 anni, giunti da Bologna in treno nelle prime ore della mattina, sono stati sorpresi mentre uno di loro scavalcava il balcone e tentava di introdursi in un appartamento attraverso una porta finestra lasciata aperta. Il minore, scoperto dalla proprietaria, si è dato alla fuga insieme al complice, ma il compagno della donna li ha rincorsi per le strade del quartiere, riuscendo a raggiungerli, accompagnando nuovamente verso l'abitazione questi due ragazzini, di fatto attendendo l'arrivo della volante. Nello zaino di uno dei due un cacciavite di 26 centimetri, non imputabili entrambi, lo sappiamo, per l'età, sono stati identificati e affidati a una struttura di accoglienza dopo che nessun familiare è risultato essere disponibile a raggiungerli da Bologna. Gli accertamenti hanno evidenziato come i due minori cugini appartenenti a un campo nomadi del bolognese fossero arrivati a Padova autonomamente all'alba, ponendo ancora una volta, scrive correttamente la Questura di Padova, l'attenzione sul fenomeno del coinvolgimento di minori non imputabili in condotte predatorie. Tema monopattini adesso, restiamo a Padova. Bici elettriche e fat bike sotto la lente della polizia locale. Da inizio luglio sono state accertate oltre 300 violazioni tra i mezzi della mobilità elettrica e le due ruote in genere. L'ultimo sequestro solo pochi giorni fa, proprio dopo un incidente stradale. Si intensificano i controlli della polizia locale di Padova sulla mobilità elettrica. Dal 1° di luglio sono 175 le violazioni accertate sui monopattini elettrici, oltre 40 le sanzioni per le fat bike, 121 quelle elevate a conducenti di motocicli e ciclomotori. Complice la bella stagione che porta sempre più persone a scegliere monopattini e bicicletta a pedalata assistita per muoversi in città, gli agenti hanno moltiplicato le verifiche su strada. Nel mirino soprattutto i monopattini elettrici, per i quali negli ultimi mesi sono entrati in vigore nuovi obblighi: l'assicurazione per la responsabilità civile e il contrassegno identificativo, che si sommano alle regole già previste sul casco, il trasporto passeggeri e caratteristiche tecniche del mezzo.
Attenzione anche alle cosiddette fat bike, le biciclette a pedalata assistita con pneumatici maxi. Il 6 agosto ne è stata sequestrata una perché non conforme alla normativa, dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale rilevato dagli agenti. Assicurazione, contrassegno e rispetto delle regole sono elementi fondamentali, ha ricordato l'assessore alla polizia locale Diego Bonavina, per utilizzare questi mezzi in sicurezza. I controlli, assicura il Comune, proseguiranno anche nelle prossime settimane. A Vicenza adesso con l'immagine dell'incendio che ha coinvolto più autovetture all'alba di oggi, intorno alle 6 del mattino, in strada 7K, 3 automezzi che appunto sono stati avvolti dalle fiamme a causa dell'incendio di uno di essi posteggiato. All'arrivo sul posto i vigili del fuoco hanno domato le fiamme con la schiuma e messo in sicurezza l'area, evitando che l'incendio si propagasse alle strutture vicine. Operazioni di spegnimento che si sono concluse dopo un paio d'ore. I mezzi sono andati quasi completamente distrutti. Nonostante l'intensità delle fiamme non si sono registrati né feriti né intossicati. È un caso davvero fortuito, lo vedete, la vicinanza dell'edificio, erano proprio posteggiate come sempre sotto le finestre di questo condominio. Le cause sono al vaglio dei tecnici, sul posto i carabinieri per i rilievi di competenza. Non è l'unico incendio di cui vi diamo conto questa mattina, perché con le immagini andiamo a San Biagio di Callalta, dove verso le 10 di stamattina, siamo tra Rovarè e San Biagio, ha preso fuoco un trattore nel ricovero attrezzi dell'azienda agricola Nascimben. Siamo in via Bosco, il fuoco si è propagato in fretta ai materiali nel ricovero, quindi gomma, plastica e alluminio, con una colonna di fumo visibile anche a notevole distanza. Sul posto 2 mezzi dei vigili del fuoco, 7 uomini e un'ambulanza del SUEM 118 che ha trasportato il titolare in ospedale per un controllo dopo l'inalazione di fumo che questi materiali rilasciano e naturalmente possono essere anche pericolosi. Al momento non pare che l'incendio sia stato innescato da una mano dolosa, ma piuttosto per qualche imprevisto accidentale durante il lavoro. Ora torniamo a Gorgo al Monticano, che sabato ha dato l'ultimo saluto al suo sindaco Firmino Vettori, morto per un malore improvviso mentre era in cura per una grave malattia, ma era prossimo a iniziare la riabilitazione a Motta di Livenza. Una comunità che davvero commossa, colpita, ferita, ha dato l'addio al proprio sindaco. Riusciva a saldare il ferro, e non era il ferro, era la persona, a saldare le persone per creare quell'unità, quell'armonia anche nei momenti di difficoltà, quando vorrei dire le assi non sempre combaciano tra di loro. La vera forza è andarsene. È con la voce rotta dalla commozione che padre Don Angelo Arman non riesce a concludere la frase per l'ultimo saluto a Firmino Vettori. Parole che si fermano, quasi non riuscissero a trovare la strada per raccontare un uomo, un amministratore, un amico. Don Angelo prova a ricordarlo, ma l'emozione prende il sopravvento. La frase resta sospesa. Sarà un altro sacerdote a raccogliere quelle parole e a concludere il ricordo. La vera forza è andarsene in silenzio e lasciare che siano i tuoi risultati a fare un rumore assordante. Nella chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano non c'è più posto. A Gorgo è lutto cittadino, oltre 1000 persone per l'ultimo saluto a Firmino Vettori, morto improvvisamente a 66 anni martedì scorso a Milano, dove si trovava in convalescenza dopo un intervento chirurgico. Il feretro, accompagnato dai volontari della Proloco e dagli alpini, entra in una chiesa gremita.
ci sono i suoi concittadini, quelli che lo hanno scelto come sindaco e quelli che lo hanno conosciuto negli anni della sua lunga esperienza amministrativa. Ci sono le fasce tricolori dei sindaci della Marca, le autorità, i rappresentanti della politica veneta, tutti qui per salutare un uomo che ha legato gran parte della sua vita a Gorgo al Monticano. In prima fila la famiglia, poco più in là anche i Pellicciardi, ai quali Vettori era rimasto vicino dopo la tragedia che aveva sconvolto il paese e il Veneto, il massacro dei coniugi Guido e Lucia, i genitori di Daniele Pellicciardi, sconvolto e commosso. A rendergli omaggio anche Monsignor Gianluigi Papa, che prima di parlare alla comunità ha letto la lettera di vicinanza del vescovo di Vittorio Veneto Riccardo Battocchio, alla moglie Raffaella, ai figli Mauro, Matteo e Susan e ai nipoti. Poi, durante l'omelia, il messaggio di cordoglio che si unisce a quello di un'intera comunità chiamata oggi a salutare il suo sindaco. La malattia che ormai da più di 2 anni lo metteva alla prova non è stata capace di imprigionare il suo cuore buono, il tratto umano schietto, ma insieme delicato ed equilibrato, gli ha permesso di essere vicino e di accompagnare le persone anche nelle situazioni più drammatiche. Fuori dalla chiesa, il vice sindaco Marco Fadel, ora chiamato a guidare il comune, ha rivolto l'ultimo omaggio. Caro Firmino, grazie per i tuoi esempi, per la serietà e l'equilibrio con cui hai affrontato ogni responsabilità. Grazie per la tua integrità morale, per la tua umanità e per la determinazione che non ti ha mai abbandonato. La nostra comunità oggi ti saluta con grande dolore, infinita riconoscenza e sincero affetto. Molti sindaci, li avete visti, molti amministratori, molti leghisti all'ultimo saluto a Firmino Vettori. Sentiamo il loro ricordo. Una distesa di fasce tricolori, tanti gli amministratori di oggi e di ieri che hanno voluto tributare l'ultimo omaggio a Firmino Vettori. In chiesa e sul sagrato i volti commossi di chi con lui ha condiviso la responsabilità di amministrare un territorio o un cammino politico iniziato nelle file della Liga Veneta. Un impegno trentennale, quello di Firmino Vettori per il comune di Gorgo al Monticano, nel quale ha coperto gli incarichi di assessore, vice sindaco e quindi sindaco per 2 mandati dal 2004 al 2014 e poi ancora nel 2024, quando è stato rieletto per la 3ª volta. Io credo che ricorderemo soprattutto l'uomo. Come è stato detto anche prima nell'omelia dei celebranti, il valore umano è quello che alla fine emerge e prevale su tutto. L'attaccamento alla famiglia, alla politica, alla collettività, alla società, a tutte le persone insomma, con cui ha avuto a che fare. Una persona schietta, franca, che non conosceva le mezze misure, così lo descrive chi gli era vicino, un sindaco che lascia un grande vuoto nella comunità. Firmino mancherà come sindaco, oggi assieme a tutta la comunità e ai tantissimi sindaci che gli volevano bene abbiamo salutato Firmino, un uomo che ha saputo lasciare il segno e sarà di guida anche per le prossime amministrazioni. Avvicinatosi fin da giovane alla politica, Vettori ha guidato la comunità in uno dei momenti più difficili della storia recente di Gorgo, il massacro dei coniugi Pellicciardi. Con lui ricordo il periodo delle ronde, i primi periodi della Liga Veneta, che poi era Lega Nord, ma ricordo di lui ad esempio tutta la vicenda del delitto di Gorgo con la famiglia Pellicciardi. Un collega sempre disponibile, sempre aperto per il bene della sua comunità, che a qualsiasi ora cercava di trovare soluzioni per il suo territorio. Una persona con una grande umanità che ha cercato di combattere anche questa battaglia per la vita, e credo che il suo esempio sia proprio quello di un amministratore che, come noi, siamo partiti proprio in queste modalità per aiutare le persone. Questo dunque è il ricordo di Firmino Vettori. Allora noi adesso cambiamo decisamente argomento. Chiederei cortesemente alla regia di mostrarci l'home page della Tribuna di Treviso, che annuncia l'arrivo di ispettori da parte della Regione all'ULSS 2 per il famoso fatto degli investigatori privati assoldati nel 2025 per controllare la condotta di alcuni dipendenti
segnalati perché pare timbrassero e poi facessero tutt'altro che lavorare per l'azienda sanitaria. Questa la contestazione. Nel 90% dei casi sarebbero effettivamente risultate così le cose. Andiamo a sentire quello che ci ha dichiarato l'allora direttore generale Francesco Benazzi. Noi non come direzione non abbiamo spiato i dipendenti, continuo a dirlo, perché crediamo che i dipendenti siano la vera forza di una sanità. È andata a salvaguardia di coloro che lavorano, per evitare che, come dico sempre, da un cesto pieno di mele una mela marcia possa rovinare il cesto. Timbravano per marcare la loro presenza in ospedale o in ambulatorio, ma nel tempo in cui avrebbero dovuto prestare servizio per l'ULSS 2 o lavoravano privatamente o si occupavano di faccende personali. E questa è la fattispecie di violazioni che la direzione dell'azienda sanitaria trevigiana ha voluto accertare affidandosi tra gennaio e dicembre 2025 a un'agenzia investigativa privata di Padova per far seguire una mezza dozzina di dipendenti e verificare la correttezza dei loro comportamenti. L'allora direttore generale Francesco Benazzi conferma, a fronte di ripetute segnalazioni, dice, si è deciso di procedere. Tenendo conto che noi abbiamo l'obbligo come direzione vigilando, abbiamo pensato di appunto dare la possibilità a questa agenzia di seguire queste persone che erano diciamo chiamate così, indicate da una serie di segnalazioni e quindi mirate, quindi segnalazioni mirate, che era nostro obbligo farlo, e naturalmente da questo sono state individuate pochissime persone che ovviamente avevano, come si suol dire, fatto delle cose che non erano corrette dal punto di vista lavorativo. Quindi su questo noi abbiamo fatto il nostro dovere e contemporaneamente, ribadisco, non era un'attenzione fatta a tutto il personale, assolutamente no, ma solo su questioni mirate. 130.000 euro messi a bilancio per l'affidamento dell'incarico. Il 90% delle verifiche ha poi confermato in tempi celeri comportamenti scorretti, da qui i relativi procedimenti disciplinari. Se fossero emerse notizie legate a questo o quel furbetto del cartellino, continua Benazzi, avrebbero intaccato la credibilità di un intero gruppo che aggiunge quotidianamente dà il cuore per la sanità. Se i soldi spesi sono denari pubblici, altrettanto lo sono quelli per pagare gli stipendi dei lavoratori, sottolinea l'ex DG. Va da sé che in ULSS 2 l'attenzione ai disonesti è sempre più elevata. Ad aumentarla ha contribuito la grave vicenda del furto di farmaci ospedalieri scoperto in primavera dai carabinieri del NAS. Come direzione non abbiamo voluto sicuramente ledere i diritti dei lavoratori, ma anzi tutelare i diritti dei lavoratori che quotidianamente, lo ribadisco, lavorano in modo continuo per la salute pubblica e per la nostra gente. Credo che sia fondamentale, perché tutti noi siamo pagati dalle tasse dei cittadini, quindi abbiamo l'obbligo di una rendicontazione ai cittadini. Quindi io credo che sia corretto quindi dire che effettivamente noi rispondiamo, oltre ovviamente alla ragione, ma anche alla gente che quotidianamente ha bisogno dei nostri servizi. Questa dunque è la posizione dell'ULSS 2, ma il caso non finisce qui, lo avete sentito, perché nelle scorse ore ci sono stati anche dei consiglieri regionali e poi il sindacato degli infermieri che ha invocato accertamenti, approfondimenti urgenti. Lo avete sentito poco fa, dalla regione pare siano in arrivo gli ispettori. Sentiamo quello che ci aveva dichiarato la CGIL, a difesa naturalmente di quelli che sono i lavoratori, le loro prerogative e anche la loro privacy. Quanto successo in ULSS 2 ha dell'inverosimile: 130.000 euro pubblici, 12 mesi di indagini private in un'azienda di 10.000 persone, dove mancano infermieri e tanti altri professionisti, dove i turni si coprono a fatica, dove in corsia si viene aggrediti, e senza dirlo a nessuno, né ai sindacati né ai lavoratori, scopriamo questa notizia dalla stampa. L'impiego di un'agenzia investigativa privata da una parte, la rivelazione alla medesima agenzia di dati personali sensibili dei lavoratori dall'altra. Non è tanto la caccia al furbetto a scatenare la reazione dei sindacati di fronte ai controlli scattati in ULSS 2 nei confronti di alcuni dipendenti sospettati di infedeltà, quanto aver autorizzato il trattamento di dati generalmente coperti da privacy.
Sia chiaro, come FPCGL noi i furbi non li abbiamo mai difesi. Chi ruba tempo e denaro pubblico ruba ai propri colleghi. Ma nell'atto firmato dalla direzione c'è scritto che un'agenzia privata poteva raccogliere, conservare e trasmettere le opinioni politiche dei dipendenti, le convinzioni religiose, l'appartenenza sindacale, i dati sulla salute e l'orientamento sessuale. Diciamo, ma cosa c'entra tutto questo con l'assenteismo? Assolutamente niente. Non diciamo che questo sia realmente accaduto, non lo sappiamo, nessuno ce l'ha detto. Diciamo che però per qualcuno è stato ritenuto normale mettere per iscritto tutto questo e consegnarlo a un privato. Ed è su questo che il sindacato vuole andare a fondo, annunciando la richiesta urgente di chiarimenti all'azienda sanitaria. Qui non è questione né di regolamenti, è questione innanzitutto di rispetto. Chi cura le persone ha diritto di essere trattato come una persona. Sarà nostra cura inviare urgentemente una richiesta di chiarimenti alla direzione dell'ULSS 2. Così dunque la CGIL evidentemente non finisce qui. Intanto oggi a Palazzo Balbi c'era la presentazione del primo bilancio, diciamo così, del numero unico europeo di emergenza, il 116-117, che è entrato in funzione a pieno regime anche nella sanità veneta. La presentazione dell'assessore Gino Gerosa, che ha incontrato la nostra Edi Caliman. A Palazzo Balbi per la presentazione e l'attivazione ormai su scala regionale del numero unico 116-117. Assessore Gerosa, in che cosa consiste? Spieghiamolo a chi ci ascolta. È un numero che risponde alle chiamate non solamente sul versante sanitario ma anche sociosanitario, chiaramente non caratterizzate da urgenza. È un progetto partito nel dicembre 2024 che ha trovato il compimento a maggio di quest'anno, quando anche l'ULSS Euganea è entrata nel progetto stesso, quindi oggi siamo partiti per tutto il territorio regionale con l'116, 117 per rispondere a richieste non urgenti di tipo sanitario principalmente, ma anche sociosanitario. Quanto personale per gestire queste chiamate è stato assunto? Sono circa poco più di 140 persone che rispondono come laici. E ricordo che non è un call center, perché prendono in carico la chiamata del paziente, fanno una sorta anche naturalmente di triage o comunque di raccolta anamnestica per poi indirizzare il paziente per ricevere la risposta al suo bisogno sanitario o sociosanitario nel miglior modo possibile. Chiediamo alla dottoressa direttrice della programmazione come funziona la presa in carico di una chiamata, quali emergenze non urgenti chiaramente, quali informazioni può ricevere una persona che chiama e chi può chiamare? Allora, chiunque può chiamare, ovviamente la risposta è calibrata sulla dimensione del paziente utente e del bisogno. La prima possibilità è quella di avere in automatico l'incanalamento nel giusto servizio per bisogni tipo certificati o ripetizione di ricette per il quale il paziente si sia trovato sprovvisto, ma in realtà il core del servizio è nel gestire il bisogno sanitario, dargli un tempo per quanto non sia un bisogno urgente, evidenziare eventuali sottovalutazioni dell'utente e incanalarlo nel percorso dell'urgenza, ma soprattutto gestire tutti quei bisogni che non sono urgenti ma allo stesso tempo la cui risposta deve essere trovata dall'utente nell'arco della giornata, quindi con una poi graduazione della priorità in base proprio alla caratteristica del bisogno che viene indagato con un'intervista strutturata. E Assessore, l'ultima domanda, tutto questo rientra poi nella medicina di comunità, nel senso che spesso anche le persone che chiedono assistenza vengono indirizzate alle case di comunità nel caso non ci fosse il medico di base disponibile. Esatto, fa parte di quella progettazione che vede una stretta integrazione della sanità sul territorio, dove le case di comunità sono naturalmente la parte preponderante, sono il mattone più importante, dove la presa in cura del paziente e i suoi bisogni di salute vengono poi distribuiti sul territorio stesso. Grazie ai colleghi di Venezia, grazie all'assessore Gerosa come sempre. Allora torniamo alla cronaca strettamente di queste ore, di questi minuti. I colleghi della redazione di Trieste hanno fatto il punto sugli 11 ettari di terreno andati in fumo a causa dell'incendio scoppiato sabato pomeriggio nella zona boschiva fra San Giovanni di Duino e Monfalcone. Attenzione anche a chi viaggia
da quelle parti. Proseguite anche oggi le operazioni di spegnimento e bonifica ed è ancora chiusa la strada statale 14. Eccolo là l'elicottero, continuano i sorvoli, l'elicottero della Protezione Civile, lo vedete che pesca acqua dal bacino del Timavo per poi gettarla sul fuoco, sulle fiamme o comunque sul terreno e continuare a bagnare. Elicotteri a gettare acqua, forze di terra, di pompieri, protezione civile, corpo forestale al lavoro con le pompe. Massimo sforzo per scongiurare il pericolo di nuovi focolai. Sono proseguite anche oggi le operazioni di spegnimento e bonifica della vasta area boschiva colpita dall'incendio scoppiato sabato pomeriggio fra San Giovanni di Duino e Monfalcone. La situazione è stata dichiarata sotto controllo, ma è stato necessario continuare a bagnare il terreno per impedire che le fiamme riprendessero vigore. Per ragioni di sicurezza, la strada statale 14 nel tratto fra San Giovanni di Duino e Monfalcone è rimasta chiusa al traffico anche oggi. A causa del rogo sono andati in fumo 11 ettari di terreno. Cosa ha causato l'incendio? Tutte le piste rimangono aperte, dalla sigaretta gettata a terra alle incursioni di uno o più piromani. E qui il colpo d'occhio è incredibile. Volevo mostrarvi la vastità di quest'area bruciata, vedete, è tutto cenere praticamente. Grazie al super lavoro svolto in questi giorni dagli elicotteri della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, dal Canadair arrivato da Genova e dalle squadre di terra è stato possibile contenere l'incendio. Ieri le fiamme e il denso fumo minacciavano anche l'autostrada, tanto che era stata presa in considerazione l'ipotesi di chiuderla. Il pericolo risiedeva nel vento che soffiava proprio verso il raccordo e Monfalcone. Nella città dei cantieri si respirava a fatica. L'incessante lavoro di tutti gli attori in campo ha evitato che l'incendio si propagasse ulteriormente. Nonostante la situazione sia stata dichiarata sotto controllo, il monitoraggio prosegue. No, confermo, siamo assolutamente in bonifica. Però, ripeto, in queste condizioni di temperatura e con l'evoluzione della giornata sul perimetro ci potrebbe ancora essere una recensione, perché se non lo controlliamo in maniera molto puntuale, diciamo che il rischio che scappi non farà disastri, però ripeto, io non voglio che scappi neanche di un metro. Stiamo comunque lavorando con le squadre a terra, più o meno 20 persone che stanno bonificando il perimetro, al momento non c'è nessun tipo di pericolo, poi vediamo come evolve la giornata. Questi dunque gli aggiornamenti da questo fronte di incendi molto problematico. Adesso noi ci spostiamo sull'altopiano di Asiago per le ultime novità sul caso di Adriano Cappellari, il giovane aspirante giornalista che ha ammesso ogni responsabilità sull'attentato che pareva aver subito in realtà. Risulta aver orchestrato lui stesso e con una lettera spiega il suo stato d'animo, ammette appunto di aver organizzato il tutto e chiede scusa. Sono qui oggi perché sento il dovere di chiedere scusa. Inizia così la lettera che Adriano Cappellari ha voluto diffondere tramite il suo avvocato Roberto Rigoni Stern. Si rivolge a chi ha creduto in lui, a chi lo ha difeso. A tutti loro chiedo sinceramente perdono perché ho tradito la loro fiducia. Chiedo scusa anche alla mia famiglia, agli amici, alla comunità del mio paese, alle istituzioni, alle forze dell'ordine e a tutti coloro che a causa del mio comportamento sono stati coinvolti in una vicenda che non avrei mai dovuto creare. Non cerco giustificazioni, quello che è accaduto è grave e ne sono pienamente consapevole. Cappellari parla però di un clima di forte contrapposizione in paese legato alla campagna elettorale, durante il quale si sarebbe lasciato sopraffare dalle emozioni, dalla paura e da un profondo disagio. Ho perso lucidità e ho compiuto un gesto senza rendermi realmente conto delle conseguenze che avrebbe avuto sulla mia vita e su quella di tante altre persone, scrive. Oggi sto vivendo un dramma umano che faccio fatica a gestire anche per la mia giovane età, ma questo non diminuisce in alcun modo la mia responsabilità. Cappellari ha deciso di collaborare pienamente con l'autorità giudiziaria affinché ogni aspetto della vicenda possa essere chiarito in modo completo e nel più breve tempo possibile e di affrontare il percorso che lo attende. Una scelta che nasce dalla sincera volontà di assumersi le responsabilità delle proprie azioni e dimostrare di averne compreso fino in fondo la gravità. So che dovrò pagare per gli errori che ho commesso ed è giusto che sia così, continua la lettera.
Vorrei anche trasformare questo errore in un'occasione per fare qualcosa di utile. Per questo ho espresso la mia disponibilità a mettermi al servizio di Don Patriciello e con lui dare un piccolo contributo a favore della legalità e di chi vive situazioni difficili. Questo è ora il desiderio del cronista di Enego, consapevole che ciò non cancellerà quanto accaduto, ma sperando che il suo impegno possa rappresentare un primo passo per cercare di riparare, almeno in parte, al danno causato. So che sarà difficile recuperare la fiducia delle persone, forse per qualcuno non sarà mai possibile. Non pretendo comprensione né indulgenza, posso soltanto chiedere scusa, conclude Cappellari. Spero che il tempo, il rispetto delle regole e il mio impegno possano consentirmi un giorno di ricostruire la mia vita. Questa dunque è la lettera scritta dal giovane Adriano Cappellari. Noi adesso ci fermiamo per un altro break pubblicitario, torniamo tra pochissimo. Ritorniamo in onda in diretta con il nostro Focus TG, ultimi minuti. Parliamo ora di intelligenza artificiale e di artigiani che hanno affrontato nella Marca trevigiana il tema intelligenza artificiale che non deve far paura, dicono, ma servono operatori per le aziende digitali. La richiesta del settore sono sulle 7.700 persone e la carenza attuale siamo al circa quasi al 60% rispetto a quelle che sono le richieste. Nella Marca sono 1.500 le aziende che operano nel settore digitale, alle prese con il difficile compito di reperire personale qualificato in grado di gestire la nuova frontiera dell'intelligenza artificiale. All'appello mancano 6 operatori su 10. Anche le aziende artigiane, per essere competitive, devono puntare sull'AI che, se gestita nel modo giusto, individuando ruoli precisi per uomo e macchine, non deve far paura. Sempre di più si deve andare verso il dare consegne e ruoli all'essere umano che possano esprimere qualità prettamente dell'essere umano. Quello che invece è automatizzabile, quello che risponde a delle logiche molto più meccaniche o di grandi volumi, può essere assegnato ad un'intelligenza artificiale. Tutto questo salvaguardando i posti di lavoro, puntando sempre più sulla preparazione e la competenza del fattore umano. Nessuno di noi, nemmeno lontanamente, visto anche la carenza demografica, immagina di poter sostituire persone o di lasciare a casa persone. Semplicemente viene richiesto un livello più alto, quindi anche dalla parte dell'operatore una maggiore disponibilità a ritagliarsi un ruolo più trasversale, ad aumentare le proprie competenze. A nostro avviso è un'enorme possibilità, almeno quello che vediamo noi, un'enorme possibilità per aumentare brutalmente invece le expertise e il ruolo anche all'interno dell'azienda. E tornano invece sul piede di guerra i genitori della sede del Maffioli di Fietta di Pieve del Grappa, chiuso ancora oggi senza un valido motivo. Vediamo. Alberghiero Maffioli, dopo la chiusura della sede di Pieve del Grappa, tornano all'attacco i genitori dei ragazzi e delle ragazze che si trovano costretti a trasferirsi a Castelfranco e Montebelluna. Una situazione definita inaccettabile perché, dicono, non ci sono motivi validi per la chiusura della filiale in un territorio a cavallo tra 2 province, Treviso e Vicenza, che va a beneficio dell'intera area pedemontana trevigiana. Abbiamo chiesto però più volte di ottenere un tavolo congiunto per arrivare, diciamo, a dipanare la vera motivazione, perché la sostenibilità l'abbiamo dimostrata e abbiamo documentazione, insomma, su questo. Una scuola, ci dicono i genitori, che funzionava. Nonostante questo, le iscrizioni a Fietta erano state bloccate da 2 anni, determinandone la fine. Anche se una persona avesse voluto iscriversi, uno studente volesse iscriversi in pedemontana, non gli viene data l'opportunità. In più la sede pedemontana era anche frequentata da parecchi studenti fragili che ovviamente all'interno di una grande città si troveranno in difficoltà. Oltretutto è in una zona con il MAB UNESCO, zona a vocazione turistica e anche a vocazione enogastronomica, quindi uno si chiede perché si sia deciso di chiudere semplicemente per una logica numerica ed economica, sembrerebbe. Personalmente io avrò un raddoppio delle spese per quanto riguarda gli abbonamenti, oltre che dover anche affrontare un viaggio molto più lungo. I genitori in più occasioni si erano rivolti a provincia e regione per chiedere a gran voce che la sede di Pieve restasse attiva. Poi il rinnovo in regione nella stessa provincia dei rispettivi consigli e qui
Un muro perché noi abbiamo cercato di avere contatti con assessori regionali e abbiamo cercato anche di interessare varie parti politiche, però nella maggior parte dei casi non abbiamo avuto nessun tipo di riscontro, anzi. Oggi noi dobbiamo rimediare a uno strappo fatto in questa zona. C'è tutto perché questa scuola e anche e soprattutto gli alunni, perché questa scuola rimanga in Pedemontana. Voltiamo pagina, andiamo a Ponzano Veneto con il sindaco Antonello Baseggio, che nei giorni scorsi ha compiuto un gesto di grande umanità, andando a far visita al padrone di una cagnolina che ha dovuto lasciare al canile l'animale dopo aver avuto un incidente, e portandogli proprio a fargli visita Lilli. La cagnolina Lilli non lo vedeva da quasi un mese. Lui, Luciano, chiedeva sempre di lei nella sua fase di recupero dopo aver avuto un incidente che lo aveva allontanato da casa. Così il sindaco di Ponzano, Antonello Baseggio, ha deciso che doveva fare qualcosa, perché anche lui, gattaro, sa che i pelosi non sono solo animali d'affezione, ma famiglia, amici sinceri, sostegno profondo, per non dire cura. E dopo tutti questi giorni insieme ai vicini di casa abbiamo deciso di fargli una sorpresa, quindi mi sono recato all'EMPA, perché insomma io sono un gattaro e quindi sui cani non sono molto attrezzato, mi sono fatto prestare una gabbia, dei guinzagli. Con vicini di casa abbiamo preso Lilli, ci siamo fatti un po' di strada perché non è qui vicino e siamo arrivati ai cancelli della struttura e il signor Luciano l'ho chiamato per telefono 5 minuti prima dicendo che andavamo a fare una visita così di cortesia, non gli avevamo detto niente. E appena lui era in giardino, appena la cagnolina è scesa, ha riconosciuto la voce, insomma è stata mezz'ora di gioia, insomma il cane è entrato di corsa, gli è saltato addosso, lui non riusciva più a trattenerlo, poi era abbastanza anche lui emozionato, insomma diciamo che è vero, le persone contano sempre di più gli animali, ma in questo caso l'animale ha fatto quello che mancava dopo 30 giorni, quell'affetto che gli mancava, ed è stato proprio emozionante. Lilli in realtà ha passato solo qualche giorno in canile e adesso è già tornata nella sua casa, curata in prima persona proprio dal sindaco e dagli altri vicini di casa, in un recupero di quel concetto di buon vicinato che sta sempre più venendo a mancare. Con i vicini di casa noi ci diamo i turni, perché poi alla fine bisogna ritornare a quei villaggi, in quei paesi dove eravamo una volta, dove il vicino di casa si fa anche prossimo e ai problemi anche di chi è accanto e non di chi non conosce nemmeno il nome del dirimpettaio della scala di un condominio di solito. Diciamo che sono quei gesti che servono a ricostruire forse quella società che oggi manca. Poi gli animali sono quella marcia in più, si tratta con cura, poi loro danno quell'amore che non ha confini, sul serio a volte manca la parola. A 9 adesso, perché col prossimo servizio ci occupiamo di una passione che è regolata da norme molto rigide, quello dell'aeromodellismo. Abbiamo incontrato il presidente del club, Francesco Baracca. La bella stagione invita anche gli appassionati di aeromodellismo a far volare le splendide riproduzioni di velivoli che si rifanno agli esemplari del passato ma anche agli ultimi modelli, tra i più ricercati. In realtà non si tratta solo di una passione, perché non tutte le persone sanno che dietro al volo di un modellino ci sono regole ferree da rispettare. Non è per niente un gioco, tiene a precisare il presidente del gruppo del club Francesco Baracca, con sede a 9, Alberto Segovia, che ci spiega cosa significa avviare in volo un aereo telecomandato. Noi ogni giorno dobbiamo avvertire il radar di Padova, sia in apertura che in chiusura dell'attività la sera, e questo cosa comporta? Comporta praticamente che la nostra area, che è segnalata sulle carte aeronautiche, dà come si può dire, un avviso che lì ci sono delle operazioni. Nel momento in cui, non so, ci fosse un'emergenza, c'è l'elicottero del SUEM, noi veniamo avvisati, se in quel momento stiamo svolgendo attività, dobbiamo atterrare. Questo perché? Appunto per essere sempre in sicurezza, insomma, ecco. Anche i nostri aeromodelli hanno tecnologie all'avanguardia, cioè abbiamo comunicazioni, telemetria, le radio ci parlano finché stiamo volando.
Un'attenzione a ogni minimo dettaglio, a rispetto di chi sovente senza le dovute conoscenze attacca il gruppo, senza sapere cosa c'è dietro il funzionamento di questi aeromodelli, come avvenne quando, ancora nel mese di giugno, un modellino cadde sopra un'auto. Fu un incidente che Segovia non riesce ancora a spiegare, un'eccezione, dichiara. Sono cose che non succedono mai e appunto per questo stiamo cercando di capire il perché. Ed è ancora il presidente del gruppo aeromodellistico Baracca che tiene a fare una precisazione. Noi siamo lì da 45 anni, abbiamo sempre svolto la nostra attività con rigore e spero di poter continuare così, insomma, ecco. Era l'ultimo servizio per questa nostra Focus TG di oggi. A me non rimane che ringraziarvi. Appuntamento come sempre ai telegiornali di questa sera. Un buon pomeriggio, arrivederci.